benvenuti. Oggi è mercoledì 17 aprile 2024. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 19:37. La luna sorge alle 13:34 e cala alle 3:30. Oggi si celebra San Roberto. Il nome Roberto ha origini germaniche, da Robert. Il significato è dotato di fama, brillante, splendente di gloria. Il 17 aprile si osserva la giornata internazionale della lotta contadina, istituita in memoria della strage di El Dorado dos Caracas nel 1996. Questa giornata è un promemoria che il cibo è vita, non una merce, e sottolinea l'importanza di un'agricoltura sostenibile che onori l'ambiente e i diritti dei contadini, contrastando lo sfruttamento insensato delle risorse naturali. Paola Perego, oggi 58enne, è un volto noto della televisione italiana. Inizia come indossatrice, poi si afferma come conduttrice di talento, diventando celebre con Forum, dove ha preso il testimone da Rita Dalla Chiesa. La sua carriera l'ha vista passare da Rai 2 a Canale 5, conducendo programmi di successo come Buona Domenica. Attualmente, appunto, insieme a Simone Ventura, porta avanti il programma Citofonare Rai 2. Giusy Ferreri, che oggi compie 45 anni, è una delle voci più distintive della musica italiana. La sua carriera ha preso il volo di X Factor, dove è stata notata da Simona Ventura. Col suo timbro unico ha interpretato brani degli anni 60 e 70, guadagnandosi paragoni con Amy Winehouse. Il suo successo è stato suggellato con hit come Non ti scordar mai di me e Roma Bangkok. Con quest'ultima diventata la seconda canzone italiana a ricevere il disco di diamante e la più ascoltata su YouTube. Ha partecipato al Festival di Sanremo in 3 occasioni, lasciando sempre il segno con le sue performance. Oggi Victoria Beckham, meglio conosciuta come Posh Spice delle Spice Girls, celebra i suoi 50 anni. Nonostante sia spesso al centro dell'attenzione per la cronaca rosa e il gossip, Vittoria ha saputo reinventarsi come icona della moda. La sua carriera non si limita alla musica, perché ha creato un vero impero nel mondo della moda. Il 17 aprile 1492 Cristoforo Colombo ottiene il finanziamento. Dopo un intenso periodo di trattative durate 3 mesi, Cristoforo Colombo firma un accordo, il Capitolaciones, con la regina Isabella. La Spagna in questo modo acconsente a finanziare il viaggio verso il Nuovo Mondo per un approvvigionamento di spezie, concedendo al navigatore molti privilegi come rendite e titoli. Tra i tesori della Colombia, alcuni oggetti d'oro risalenti alla civiltà Quimbaya hanno suscitato grande curiosità. Questi manufatti, vecchi di quasi 2000 anni, somigliano a miniature di aeroplani, suggerendo che questa antica civiltà potrebbe aver avuto conoscenze tecnologiche sorprendentemente avanzate. Buongiorno ai 12. Oggi una splendida luna in Leone illumina lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. La luna splende nel segno di fuoco, che è a voi di Trigono, ma tenta di stimolare una Venere che entra in moto retrogrado, quindi bene, ma non benissimo in amore. Coraggio, ancora un po' di lavoro, mettete a punto. Toro. La vostra giornata inizia con una luna un po' in quadratura, quindi oggi attenzione a non scatenare né Giove né Urano e i loro strali, perché potreste essere come al solito soggetti a delle critiche un pochino pesanti a livello lavorativo. Andate cauti e richiudetevi nel vostro austero, calmo e tranquillo atteggiamento sereno. Gemelli, la vostra giornata oggi prevede una luna veramente fantastica, piena di stimoli, assolutamente confacente a creare collaborazioni e interazioni con chiunque, soprattutto al lavoro, dove risultate brillanti ed efficienti. Oggi in particolare saranno privilegiate le collaborazioni e le interazioni con tutti i vostri colleghi. Cancro.
La luna di oggi, la vostra luna diventa pratica, si fa oggettiva, nella vostra seconda casa ideale, quindi la vedete proprio davanti a voi, tra Sole e Luna appunto nel Regno del Leone. Oggi la giornata prevede un successo strepitoso che può avere a che fare con l'economico o con la casa, bene, anche in amore, anche se Venere fa un po' la ritrosa, non esagerate. Leone, protagonisti oggi indiscussi dello zodiaco, con una luna che col suo trigono a Venere tenta di stimolare la bella dea dell'amore a ricreare dei legami. Basterà la vostra emozione, la vostra passione e la vostra volontà. Non scoraggiatevi, non c'è motivo. Vergine, la giornata di oggi continua a essere un po' emotiva, eppure oggi è piena di ispirazione, proprio perché il trigono con Venere vi dà una carezza affettiva e poi perché oggi potreste partorire una buona idea per andare verso una direzione in cui vi sentite un po' insicuri, ma che è assolutamente, letteralmente vantaggiosissima per i vostri progetti futuri. Bilancia, la giornata di oggi è piena di tanti incontri speciali, in particolare uno che vi colpirà. Cercavate l'amore? Ecco, avete incontrato una persona che vi farà uscire di testa. Scorpione, luna in quadratura oggi, quindi attenzione al nervosismo, alla stanchezza e soprattutto a delle cure estetiche o di salute che fareste bene comunque a seguire in maniera attenta e non discontinua e non distratta. Del resto siete sempre il segno del fascino, per cui avete anche il dovere di essere belli, forti, in salute e in tono. Sagittario, trigono stupendo di una luna che oggi si presenta risolutiva, soprattutto in amore, creando delle nuove dinamiche e soprattutto tentando di farvi avere delle piccole fortune ancora in cose un po' claudicanti per quello che riguarda la casa e la famiglia. Coraggio Sagittario, è il caso di nuovo di fidarsi di voi stessi e della vita. Capricorno, giornata oggi con una luna che non vi parla ma che non vi dispiace affatto, proprio perché Venere ferma e retrograda in quadratura che guardate sempre con occhio sospetto non impedirà assolutamente ai vostri magnifici piani di realizzarsi, quindi avanti tutta. Acquario, giornata oggi con una luna decisamente opposta, è una luna che vi obbliga a vedervi, a misurarvi anche con gli altri. Voi non amate molto la competizione, anche perché credete molto nell'individualità, nella specialità del talento unico. Il vostro spesso tende a essere un pochettino invidiato. Oggi sorvolerete un po' su tutto, non innervositevi se qualcuno si pone male nei vostri confronti, del resto sapete perfettamente di avere ragione. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che prevede un solido appoggio tra Giove, Urano, Saturno e Marte. Ecco, queste sono configurazioni fortissime perché ben 4 giganti planetari più uno che ospitate, Nettuno, che peraltro se la intende con Plutone, è tutto dalla vostra parte. Il vostro segno zodiacale è in una fase di grandissima forza, è il momento di creare le vostre grandi imprese. Scemo di guerra, espressione usata ingiustamente per descrivere chi tornava dal fronte sotto shock. Con la prima guerra migliaia di soldati furono ricoverati per disturbi mentali. Erano traumi che oggi definiremmo frutto di un disturbo da stress post-traumatico e da quel momento la gente prese a chiamare quei giovani uomini con questa espressione. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi, cari telespettatori, vi porto sulle vette con la leggenda di Giusto Gervasutti, noto come il Fortissimo. La sua storia inizia tra le Dolomiti, ma è il massiccio del Monte Bianco a diventare il palcoscenico delle sue imprese. Gervasutti dedica 15 anni alla conquista delle Alpi occidentali. Nel 1936 affronta la parete nord-ovest dell'Eilefreude, una caduta gli frantuma una costola e alcuni denti, ma il Fortissimo non si arrende. Gervasutti era anche un uomo di lettere e nel 1945, un anno prima della sua tragica scomparsa sul Monte Bianco, pubblica la sua autobiografia. Un gesto insolito per un uomo di soli 36 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno.
un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. E noi non abbiamo la pretesa di voler cambiare il mondo, ma sicuramente possiamo aiutarvi a iniziare bene la vostra giornata con l'almanacco. Quindi mi raccomando, ci vediamo domani. Ciao!